Aumentano i casi in provincia di Agrigento, si ferma a 3 il numero dei decessi. ANCI chiede al governo nazionale un decreto cura città, la CNA propone agevolazioni per imprese ed artigiani al governo regionale. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, blocca i traghetti e controlla di persona che chi mette piede nell'isola sia in regola. 3 comuni in Sicilia dichiarati zona rossa dopo Agire, Salemi, oggi Villafrati, dove sono risultate positive 69 persone tra assistiti e personale di una casa di riposo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I casi di contagi da coronavirus in provincia di Agrigento salgono, invariato invece il numero dei decessi. I dettagli col nostro direttore Arturo Cantella. Sono 46 casi di positività accertati di coronavirus in provincia di Agrigento fino alle ore 12 su un totale di 511 tamponi effettuati nella giornata di ieri alle 17. Così distribuiti: Agrigento 4, un giovane tornato da fuori regione, un medico dell'ospedale San Giovanni di Dio, una donna di 54 anni e per ultimo un pensionato nativo di Porto Empedocle ma residente ad Agrigento, ricoverato al reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, come accertato. 2 a Canicattì, una signora venuta dal nord e un'infermiera del locale ospedale. 3 a Favara, tra cui una pensionata di 75 anni, un infermiere e un carabiniere. 3 a Licata, 3 a Menfi, 3 a Palma di Montechiaro, tra cui un medico settantenne tornato dal nord, 1 a Montallegro, una nonnina di 92 anni, 1 a Raffadali, agente penitenziario, 6 a Ribera, 1 a Santa Margherita del Belice, 1 a Siculiana, un ultranovantenne ospite di una casa di riposo e 18 a Sciacca, tutti riconducibili al focolaio dell'ospedale. 4 decessi, 2 anziani di Sciacca, il deceduto di Mussomeli, morto nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento, e un pensionato di Ribera. Tra le buone notizie quella della dismissione per guarigione di un paziente ricoverato all'ospedale di Sciacca. Gli agrigentini ricoverati da coronavirus in altre strutture ospedaliere fuori provincia sono 11, di cui 2 a Caltagirone, 2 a Enna, 4 a Caltanissetta, 1 a Partinico, 1 a Marsala e 1 a Trapani. Sul caso di Siculiana il sindaco ha confermato come dalle autorità competenti mi è stata comunicata la presenza di un soggetto positivo al coronavirus, il primo nel nostro comune. Sul primo caso verificatosi si tratta di un anziano ultranovantenne ospitato presso la casa di riposo per anziani di Siculiana, che in data 20 marzo è stato ricoverato presso l'ospedale di Agrigento e sottoposto a tampone faringeo che ha dato esito positivo. Al momento il predetto anziano, per il sindaco di Siculiana Leonardo Nonicella, è stato trasferito presso la struttura ospedaliera di Marsala, dove si attendono gli esiti di un secondo tampone. Come avete già appreso, a Siculiana è stato accertato un caso di coronavirus. La persona sottoposta all'esame di tampone faringeo con esito positivo è un anziano ultranovantenne che soggiornava presso la casa di riposo per anziani di Siculiana. Per dovere di chiarezza devo precisare che l'anziano è stato ricoverato ad Agrigento perché necessitava di una trasfusione di sangue e non manifestava alcun sintomo riconducibile al coronavirus, nel senso che non aveva né febbre né tantomeno problemi respiratori. Tale comunicazione di caso confermato l'ho ricevuta ieri in tarda serata telefonicamente dai dirigenti dell'ASP di Agrigento e oggi in mattinata ho dato corso ad una riunione in municipio che ha visto la presenza del maresciallo dei carabinieri, del medico di base che assiste l'anziano, del responsabile della protezione civile, della polizia municipale e del responsabile della casa del riposo, in continuo contatto telefonico con i sanitari dell'ASP di Agrigento. Autorità sanitarie provinciali che hanno già attivato i protocolli medici e le procedure che la delicatezza del caso impone. Sono stati infatti posti in quarantena tutti gli anziani e le persone presenti nella struttura di riposo, ai quali in questo momento e quindi oggi pomeriggio sta per essere effettuato il tampone faringeo per verificare eventuali altre presenze del virus.
La situazione è sotto controllo, nel senso che stiamo affrontando la nuova situazione con la solita attenzione e tempestività che finora ha contraddistinto la nostra azione. Manteniamo pertanto la calma e vi chiedo ancora una volta di restare a casa, a limitare le uscite per casi di necessità, a comportarvi in maniera responsabile, come del resto la maggioranza di voi ha fatto fino ad ora. Facciamo quindi quest'ultimo sacrificio a tutela della nostra salute e della nostra vita. Sarebbe da irresponsabile rendere vano il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Grazie, restiamo a casa. E il sindaco di Messina Cateno De Luca ha deciso di bloccare i traghetti. Guardate. Io ora devo capire se c'è per esempio persone che sono in autoquarantena, se stanno dichiarando dove vanno a farsi l'autoquarantena, cioè che si dovranno fare l'autoquarantena perché questo prevede la norma. E quindi in quale comune avverrà questo? E soprattutto chi è che avvisa il sindaco di quel comune dove si dovrà fare l'autoquarantena? Lei da quale zona sta venendo, scusi? Dalla Puglia. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, sembra inarrestabile. Per diverse ore ieri sera, come annunciato, si è presentato in porto per controllare di persona, con tanto di fascia tricolore, che gli sbarcati dal traghetto giunto da Villa San Giovanni rispettassero il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Bene, ieri questi permessi chi li ha rilasciati? La Renault 4, che è una compagnia, era una macchina di artisti di strada. In tanti lo hanno sostenuto in questa sua battaglia per fermare l'arrivo in Sicilia di soggetti provenienti dal resto d'Italia in questo periodo di emergenza sanitaria per il coronavirus. Accanto a lui anche gli assessori per protestare contro l'arrivo di navi e di treni con cittadini diretti in Sicilia. Ora, quello che io vorrei capire, queste persone stanno andando a Niscemi. Il sindaco di Niscemi è informato che stanno arrivando 2 persone dalla Germania e che comunque sono arrivate con una dichiarazione anche irregolare? Questa mattina di buon'ora il primo cittadino messinese è tornato nuovamente in azione. Cateno De Luca si è recato nuovamente al porto della città dello Stretto e questa volta ha preso un traghetto diretto a Villa San Giovanni. Il primo cittadino messinese si è recato così sulla sponda calabrese per effettuare personalmente i controlli sui viaggiatori pronti ad imbarcarsi per la Sicilia. Le macchine che sono sbarcate da Villa a Messina e sia queste che sono entrate invece in ingresso su questo traghetto che porta poi allo spostamento tra Villa e altre destinazioni. Quindi controllate a tutti gli effetti e la banca dati di cui noi abbiamo parlato nell'ordinanza trova a prevedere questo doppio controllo del flusso per la Sicilia e dalla Sicilia. Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha spiegato che il terzo piano dell'ospedale cittadino San Giovanni di Dio sarà riservato esclusivamente ai pazienti Covid-19 e che se necessario sarà anche montato un ospedale da campo. Invece, in qualità di vicepresidente dell'ANCI Sicilia, Firetto chiede un decreto cura città, lamentando che nessun aiuto è stato previsto dal governo nazionale per i comuni. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Come vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni di Sicilia ho condiviso insieme ad altri sindaci e col presidente Leoluco Orlando la preoccupazione per il mancato intervento del governo nazionale a sostegno dei comuni. A dirlo è il sindaco della città di Agrigento Lillo Firetto, che spiega il timore è stato espresso con la richiesta urgente di un decreto cura città per venire incontro a quei comuni che vivono enormi difficoltà di bilancio e che tuttavia sono chiamati in queste settimane ad affrontare l'emergenza. Intanto ieri sera in città si è verificato il terzo caso di coronavirus. Abbiamo appena finito una riunione della direzione dell'ANCI, sapete che l'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per la regione siciliana eravamo in 6 questo pomeriggio, abbiamo posto alcune esigenze direttamente al governo della regione siciliana. La prima di queste esigenze è che purtroppo molti dei soggetti che si trovano
a seguito di tampone ad essere testati come positivi poi non hanno realmente la condizione familiare per poter viverla in isolamento, ragione per la quale si stima che occorreranno spazi necessari per fare in modo che in Sicilia queste persone siano nelle condizioni di isolamento assoluto e totale. Immaginiamoci dentro una casa che è fatta di 3 stanze e per esempio c'è un nucleo familiare con 5-6 persone, come si può realizzare l'isolamento? E quindi questa sollecitazione al governo della regione l'abbiamo fatta arrivare e sappiamo che si sta attivando anche, come accadrà per esempio nel Palermitano, attraverso la requisizione di alberghi che possano servire alla bisogna. Noi, per quanto riguarda la nostra città, nei giorni scorsi abbiamo posto la questione al CCS e nella eventualità che dovessimo avere, cosa che noi non ci auguriamo e cosa che io in cuor mio voglio ritenere fortemente remota, l'ipotesi di allocare accanto all'ospedale San Giovanni di Dio anche un ospedale da campo che sappiamo sia in condizioni, ne abbiamo parlato con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, che la protezione civile può in tempi veloci allestire. Frattanto, come voi sapete, ne ho dato notizia ieri, aumenta l'allestimento dei posti di terapia intensiva a San Giovanni di Dio di Agrigento, l'intero terzo piano, dove sono allocati una serie di reparti, viene dedicato, si lavora in questa direzione, integralmente per l'osservazione di eventuali pazienti Covid. Devo darvi una notizia che non è buona, nel senso che oggi abbiamo avuto, è stato accertato che un'altra persona è positiva nella nostra città, quindi il numero sale. Questa volta però si tratta di una persona che non è asintomatica, ha tutti i sintomi previsti che sono propri del Covid-19. E trovo l'occasione per partire da questo caso per dire che ho posto fortemente la questione del tempo di realizzazione dei tamponi. Per esempio, nella vicenda di specie c'è stato un grande ritardo nel fornire la risposta alla persona circa l'esito del tampone. È vero che frattanto la persona era in totale isolamento, però non possiamo attendere tempi biblici per avere il responso di un tampone, né la Sicilia può dipendere da solo 2 laboratori, uno di Palermo e uno di Catania, uno che lavora 12 ore al giorno, l'altro 24, per cui la regione siciliana doveva sin da ieri attivare una serie di laboratori su base provinciale. Per fortuna oggi è la notizia che ciò è avvenuto con i bandi che la regione siciliana sta avviando, perché i tempi di risposta devono essere più veloci e perché c'è la necessità ulteriore di fare molti più tamponi rispetto a quanto se n'è fatto nella settimana scorsa. Cresce l'ansia per i contagi da coronavirus in Sicilia. 3 comuni dell'isola sono stati dichiarati zona rossa dopo Agira e Salemi, già indicati ieri. Oggi la decisione ha riguardato Villa Frati nel Palermitano, dove sono salite a 69 le persone positive al Covid-19 tra gli assistiti e il personale di una casa di riposo. I dettagli nel servizio. Cresce la preoccupazione in Sicilia per i contagi da Covid-19, i numeri dei tamponi positivi aumentano e così si adottano misure sempre più restrittive. Nelle scorse ore i contagi hanno interessato in maniera preoccupante diversi centri dell'isola. Per fronteggiare l'emergenza 3 comuni siciliani, Agira nell'Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villa Frati nel Palermitano, sono diventate zona rossa, non si entra e non si esce. Lo ha deciso il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, sentiti i rispettivi sindaci. Fino al 15 aprile, nei 3 centri siciliani, ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività dei pubblici uffici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché gli esercenti, le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento si è reso necessario dopo che gli uffici delle ASP hanno segnalato ad Agira il contagio di 9 cittadini, di cui 3 deceduti e ulteriori 6 a cui è stato effettuato il tampone
e in attesa di risultato. A Salemi la positività di 15 persone e ulteriori 21 in attesa dell'esito del test. Gravissima anche la situazione nel piccolo comune di Villafrati, dove gli uffici dell'ASP hanno segnalato, all'interno di una residenza sanitaria assistita, ben 62 casi di positività al coronavirus. La CNA, nel corso di una videoconferenza con il vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, ha sottoposto un pacchetto di misure a sostegno delle imprese fortemente colpite dagli effetti devastanti dall'epidemia del coronavirus. Il segretario provinciale della CNA Agrigento, Claudio Spoto, spiega nel dettaglio perché il decreto Cura Italia del governo nazionale Conte non è sufficiente e fa il punto sugli ammortizzatori sociali disponibili. Vediamo. Giorni difficili per la nostra economia, per tutto il Paese, ma anche per il nostro territorio. I nostri artigiani sono in grande difficoltà per il fermo lavorativo. Il decreto Cura Italia è un passo importante, ma non soddisfa le esigenze della categoria. Pertanto la CNA chiede maggiori risorse per tutto il settore, anche dalla regione siciliana, e anche per le misure economiche come la moratoria dei mutui e lo stanziamento di nuove risorse che immettano liquidità nel circuito creditizio e a cascata per le aziende siciliane, come afferma il segretario provinciale di Agrigento Claudio Spoto. Sono certamente giorni difficili, di grande difficoltà per tutto il Paese, ma anche per l'economia, per il tessuto produttivo del nostro territorio, già in grande affanno a prescindere da questa situazione, ma oggi ancora di più le nostre imprese, i nostri artigiani sono in grande difficoltà per via di questo blocco ormai quasi totale delle attività. Il decreto Cura Italia è certamente un primo passo, ma non soddisfa quelle che sono le esigenze di una platea così ampia, importanti fondi, importanti risorse messe a disposizione, ma certamente non potranno proteggere e salvaguardare quelle che sono le attività, quelli che sono i danni davvero ingenti che questa epidemia sta producendo nei confronti delle nostre attività. Il bonus dei 600 euro certamente è davvero una gocciolina nel deserto, non può mortificare le imprese, certamente l'accogliamo, però noi come CNA ci siamo fatti già avanti nelle interlocuzioni con il governo per provare a trovare soluzioni diverse che possano dare ristoro ai nostri artigiani, alle nostre imprese che stanno davvero vivendo un momento difficile. Ci sono gli ammortizzatori sociali a disposizione, sia quelli di derivazione pubblica con la cassa integrazione in deroga, con il FIS, ma anche la nostra bilateralità, quella dell'artigianato. Noi abbiamo l'FSBA, il Fondo di Solidarietà bilaterale dell'artigianato, e in questi giorni stiamo davvero dando un grande servizio come CNA alle nostre imprese per poter accedere a questo fondo che contrariamente alla cassa integrazione in deroga dà la possibilità della copertura di 20 mesi, e questa è un'opportunità che si sta offrendo alle nostre imprese artigiane. Siamo in attesa che il governo regionale convochi le parti sociali per la firma del quadro, del protocollo quadro a livello regionale per la cassa integrazione in deroga. Nelle prossime ore dovremmo avere l'esito appunto di questo incontro. Poi ci sono anche altre situazioni, altre priorità che servono: la liquidità, il credito, la moratoria, la sospensione, tutta una serie di adempimenti, tutta una serie di provvedimenti che vanno rafforzati per dare ovviamente respiro alle nostre imprese in questo momento di grande difficoltà. Quello che chiediamo è soprattutto la liquidità, e in questo senso noi ci siamo fatti avanti con il governo regionale, con l'assessore Armao. Abbiamo avuto un incontro in videoconferenza per avere garanzie sulla liquidità da immettere nel circuito per dare appunto respiro alle nostre imprese e ai nostri artigiani.
In questi giorni di straordinaria e tragica emergenza i giornalisti sono stati e sono chiamati a un compito molto impegnativo, difficile, intenso, essere ancor di più rispetto al passato occhi e voce dei cittadini costretti giustamente a casa per arginare il diffondersi della pandemia scatenata dal Covid-19. Così la segreteria provinciale di Agrigento a Sostampa inizia la sua nota che prosegue. Nella provincia di Agrigento i giornalisti continuano giorno e notte a lavorare senza sosta per assicurare quel flusso di notizie che i cittadini chiedono per conoscere passo passo l'evolversi della situazione. Al contrario di altre aree dell'Italia e della nostra regione, molti sindaci e direttori di uffici strategici nella nostra provincia in questi anni hanno speso soldi inutilmente per altre questioni e non per costituire un ufficio stampa che in occasioni come queste sarebbe stato di vitale importanza. Questa è una questione, concludono, che affronteremo con forza non appena questa brutta realtà ci lascerà e potremo tutti tornare a una vita normale. In un contesto di emergenza sanitaria, il segretario nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, Maurizio Pace, lancia un appello al Governo nazionale. I dettagli nel servizio. Un appello al Ministro della Salute e al Governo nazionale tutto viene fatto dall'agrigentino Maurizio Pace nella sua qualità di segretario nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che rappresenta al momento circa 100.000 adepti, oltre che nella sua qualità di farmacista operativo. Pace chiede alle massime autorità nazionali di essere forniti di quei dispositivi di sicurezza necessari per lo svolgimento del loro lavoro, tra cui le mascherine, avendo appreso dalla stampa che la prossima settimana ne saranno distribuite qualche milione, sia ai medici che agli infermieri, correttamente afferma il segretario Pace, ma accanto a questi ci siamo anche noi farmacisti che operiamo quotidianamente e capillarmente su tutto il territorio nazionale e che sono stati tanti i casi di farmacisti colpiti da coronavirus in quanto incontrano giornalmente tanta gente che potrebbe essere affetta da Covid-19. Illustrissimi Presidente del Consiglio Conte e Ministro della Salute Speranza, sono Maurizio Pace, nella qualità di Segretario Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e nella qualità di farmacista, vi chiedo a nome dei 100.000 farmacisti italiani di rifornirci dei dispositivi di sicurezza come le mascherine. Abbiamo appreso dagli organi di informazione che saranno in consegna nella prossima settimana milioni di mascherine che verranno correttamente distribuite ad operatori sanitari quali i medici e gli infermieri in maniera corretta. Ma desidero sottolineare che accanto a questi operatori sanitari ci siamo noi farmacisti che operiamo quotidianamente e capillarmente su tutto il territorio nazionale. E corriamo il rischio di venire a contatto con possibili soggetti che potrebbero risultare positivi al coronavirus. Già esistono diversissimi casi di farmacisti che sono risultati positivi al coronavirus e che si sono dovuti mettere in quarantena. Tutto questo rischia di mettere in grande difficoltà il servizio farmaceutico italiano, nel senso che si fermerebbe la sua continuità al servizio. Quindi vi chiedo, in nome dei farmacisti italiani, di rifornirci con immediatezza di questi dispositivi di sicurezza, quali le mascherine, per continuare a svolgere in sicurezza il nostro ruolo con professionalità e a mantenere vivo ed attivo il servizio farmaceutico italiano in tutto il suo territorio. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra sensibilità e per l'impegno che state dimostrando in questi giorni. L'Università di Messina trasforma respiratori da snorkeling in maschere per terapia subintensiva. Guardate. L'Università di Messina, dopo aver avviato la produzione di un gel disinfettante e aperto un centro di supporto psicologico, sta continuando a dare il proprio contributo alla guerra contro il coronavirus. In queste ore sono in corso i test per trasformare una maschera da snorkeling commercializzata da una nota azienda di articoli sportivi in una maschera CPAP ospedaliera per terapia subintensiva. Per farlo si sta realizzando anche un componente tramite la stampa in 3D. L'università ha già acquistato 40 maschere.
Un altro progetto che l'Ateneo Peloritano sta portando avanti è quello di collegare un respiratore ad un circuito multiplo di ventilazione per poter portare l'ossigeno a 2 pazienti in maniera contemporanea. Ad annunciare le varie attività è stato il rettore, professor Salvatore Cuzzocrea. L'università ha continuato la sua azione in questo momento di difficoltà, continua regolarmente la produzione del gel che viene distribuito a tutti coloro che ce lo chiedono. Abbiamo un'attività importante col centro CERIP che si è allargata in sinergia col comune per dare supporto psicologico alle famiglie e a coloro che ce lo chiedono, e da quando è uscita la notizia avantieri sui giornali del gruppo di Cristian Fracassi che aveva trasformato con una valvola diversa la maschera di Decathlon, ci siamo subito attivati con i colleghi del Dipartimento di Ingegneria, che ringrazio in maniera particolare il professor Cucinotta, il professor Risitano e il nostro grande dottorando Fabio Salmeri, che coordinati da Ida Milone hanno subito preso i contatti. Abbiamo sentito Cristian Fracassi che ci ha dato i disegni e oggi è stata già sviluppata la prima valvola, il prototipo, che verrà provata su una maschera che ci è stata donata da un nostro collaboratore, per comprendere con i colleghi del Policlinico se e come funziona questo sistema della maschera Decathlon già utilizzato in altri ospedali al nord. Abbiamo sentito personalmente il professor Marco Ranieri, che è il collega della rianimazione del Suor Orsola a Bologna, e perché stiamo sempre con gli stessi colleghi ingegneri mettendo in campo tutte le nostre risorse e le nostre eccellenze per provare a realizzare rapidamente i circuiti, rendere un ventilatore doppio come stanno facendo lì a Bologna. Anche qui siamo in attesa di questi circuiti, ma siamo certi che con le nostre expertise riusciremo a ottenere questo risultato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Finisce nei guai un 24enne di Ribera sorpreso dai carabinieri fuori casa senza motivo e con 3 etti di hashish. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. I militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sciacca nella nottata di ieri hanno arrestato un riberese di 24 anni trovato in possesso di 3 panetti di hashish. Dagli accertamenti conseguenti non è stato difficile desumere che fosse uscito da casa senza un valido motivo. La fitta rete dei controlli contro la diffusione del coronavirus sta facendo sì che in tutta la provincia di Agrigento si svolgano senza sosta posti di controllo a raffica. Diventa quindi sempre più difficile per i malviventi passare inosservati. Il giovane è stato controllato a bordo della sua auto da una gazzella della radiomobile sulla strada statale 115 verso Agrigento, vicino allo svincolo per la contrada Bordea-Sciacca. Alle domande dei carabinieri non ha saputo dare nessuna valida motivazione sul perché, nonostante i divieti, fosse in giro in auto a quell'ora, quando supermercati e farmacie erano già tutti chiusi. I militari, operanti quindi insospettiti per il particolare nervosismo dimostrato dal ragazzo, hanno approfondito il controllo, perquisendo il giovane e l'auto. I sospetti dei carabinieri più che fondati, dato che accuratamente nascosti all'interno del filtro dell'aria dell'auto c'erano 3 panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi che verosimilmente il soggetto aveva intenzione di spacciare al dettaglio. Oltre 2.000 euro il valore dello stupefacente sequestrato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca ed è stato anche denunciato per violazione dell'articolo 650 Codice Penale per non avere rispettato gli obblighi previsti per contrastare l'emergenza Covid-19. Si tratta dell'ennesimo arresto fatto dai carabinieri di Agrigento negli ultimi giorni, nel corso dei controlli contro la diffusione del virus svolti in tutta la provincia. La capillare rete dei controlli in ogni angolo del territorio lascia quindi sempre meno spazio ai traffici illeciti. Un 41enne licatese, Salvatore Sirone, era irreperibile da quasi 5 anni. È stato scovato dai militari della Guardia di Finanza non appena verosimilmente ha messo piede a Licata. Identificato e appurato che su quel nominativo c'era un ordine di carcerazione perché il licatese doveva scontare 2 anni e 2 mesi, è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petrusa ad Agrigento.
Sparatoria in pieno centro a Messina, un morto ed una ferita grave. I dettagli nel servizio. Tragedia questa mattina a Messina all'interno di un tabacchino edicola. Un uomo, da quanto si apprende, è entrato armato di una pistola all'interno dell'attività commerciale e ha iniziato a sparare. Il bilancio è di un morto e un ferito. L'episodio si è verificato al rione provinciale di Viale San Martino, di fronte alla chiesa Santa Maria di Gesù. Intorno alle ore 10:30, un anziano, apparentemente un sessantenne del luogo, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe entrato nella tabaccheria edicola e avrebbe minacciato 2 donne, madre e figlia, titolari della rivendita. La più giovane delle donne, spaventata, si sarebbe allontanata nel retrobottega per avvertire la polizia. Un gesto che avrebbe portato l'uomo a sparare, prima diversi colpi d'arma da fuoco verso l'anziana donna rimasta nel locale, sparandole diversi colpi e ferendola gravemente. Successivamente l'uomo si è tolto la vita. La donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Messina. Subito sul posto si sono recate le volanti della polizia, gli uomini della squadra mobile, i vigili del fuoco, oltre l'ambulanza del 118. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto e di capire cosa abbia portato l'uomo a questo gesto. Domani è 25 marzo e nel 1970 quel giorno è una data che segna un punto di non ritorno nella storia dell'informazione italiana. In quel giorno, intorno alle 19 circa, per la prima volta il segnale radiofonico di Radio Libera Partinico rompe il monopolio di Stato sulle trasmissioni via etere. Quel segnale apre le porte ad una nuova stagione dei media, fiorita nell'arco degli anni 70 con decine di radio e televisioni libere. Vediamo. Era il primo pomeriggio del 25 marzo del 1970 e da Partinico, cittadina di 30.000 abitanti in provincia di Palermo, da Palazzo Scalia, sede del Centro Studi e Iniziative, sui 98,10 MHz iniziavano in Italia le trasmissioni della prima radio libera in FM. L'emittente si chiamò Radio Libera Sicilia, ovvero la radio dei poveri cristi. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. A volerla Danilo Dolci, Franco Alasia e Pino Lombardo. Le trasmissioni proseguirono per 26 ore, quando arrivarono le forze dell'ordine, sequestrarono le apparecchiature e denunciarono i responsabili. Danilo Dolci era un sociologo triestino, figlio di un ferroviere originario del Bresciano ma approdato a Trappeto, per motivi di lavoro costretto a cambi di residenza. Da sempre Danilo, avverso alle dittature, studia architettura a Roma per poi trasferirsi a Milano, insegnando in una scuola serale di Sesto San Giovanni. Qui, tra gli alunni operai, conosce Franco Alasia, che diventerà tra i suoi più stretti collaboratori. Prosegue gli studi di architettura al Politecnico di Milano, ma Danilo, poco prima di discutere la tesi, molla tutto ed aderisce all'esperienza di Nomadelfia, la comunità di Don Zeno Saltini. Nel 1952 si trasferisce in Sicilia occidentale tra Trappeto e Partinico, promuovendo lotte libere, non violente contro mafia, disoccupazione, analfabetismo, fame ed assenza dello Stato. A Trappeto sposa Vincenzina, vedova di un contadino marinaio già madre. Con lei avrà anche altri 5 figli, tra cui Cielo, in omaggio al cielo d'Alcamo. La popolazione delle valli del Belice, dello Iato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Franco Alasia è stato, dicevamo, sempre al suo fianco e con lui, fra le altre cose, curò anche uno studio sui rapporti fra mafia e politica. Negli anni '80 diresse il sistema bibliotecario urbano di Sesto San Giovanni. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini, ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire. Oggi, alla stessa ora, Radio 100 Passi, in collegamento con tante altre radio italiane, ricorderà quel giorno emanando la trasmissione originale d'Altro Ancora, un'iniziativa in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci di Palermo. Non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi a ricoveri affastellati fuori tempo. Ma ascoltiamoli mentre denunciano in onde libere le difficili condizioni dei terremotati del Belice. Ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare. Ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata
in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. A presto. La vita adesso nel vecchio albergo della terra, ognuno in una stanza, in una storia, di mattini più leggeri e cieli marginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nel pomeriggio appena freschi, e ti viene sonno e le campane girano le nuvole, e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto, e ti domandi certo chi sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu che spingi avanti il cuore per il lavoro duro, di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi, messo in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo. È un altro che ti dia respiro e che si curi verso te, con un'attesa di volersi di più senza capire cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenera di un dopo cena, e musiche di bambini contro i vetri, frasi che si lisciano come gattini, e stelle che si appicciano ai lampioni milioni, mentre ti chiederai dove sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu che porterai il tuo amore per 100.000 strade, perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che hai un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto, in una gioia che fa male di più della malinconia, e in qualunque sera ti troverai, non ti buttare via, e non lasciare andare il giorno per ritrovare te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso, e adesso.